Buongiorno ragazzo, oggi ti stiamo portando, ti porteremo nuovamente a fare una giratina negli slittini di Vipiteno. Verranno fatti pochi video perché giustamente la puntata era già stata girata 2 anni fa. Volevo solo evidenziare una cosa che ci ha dato moltissimo fastidio. Eccoci qua, aspetta perché stavo tirando le mie bestemmie quotidiane, anche perché non funzionava la sbarra. Allora, cosa succede? L'ultima volta che siamo stati qui ci hanno detto che avremmo potuto parcheggiare direttamente senza problemi nel loro parcheggio, cioè di fare la notte lì, perché noi di solito andavamo al supermercato e poi alla mattina ci andavamo in camper, venivamo qua eccetera, no? Cazzo, siamo venuti qua, ci svegliano la mattina che non potevamo star qua. Io ho detto scusa un attimo, ma ce l'avete detto voi? Cioè l'abbiamo detto in 3, ce l'avete detto voi? E allora adesso bisogna spostarci da tutt'altra parte. Vabbè, non è, vabbè dai, dimentichiamo, perché sennò poi ovviamente classica cortesia crucca di come ti rispondono della serie. Vabbè dai, chiudiamola qua, sennò veramente tiro su un disastro. La roba ti venga addosso. Mentre Alessia ti dà la carne perché tu non controlli le tue cose, ricordati che il parcheggio dove vanno i camper è il P3 in ogni caso, cioè che tu dormi o non dormi, in ogni caso il parcheggio dove mettere i camper, che tra l'altro è il suo, è gratuito, e l'altro invece è comunale. Niente, ci avevano spiegato male, cioè potevate dormire qui, noi pensiamo qui, cioè dove eravamo, no qui in generale a Vipiteno. Che poi Dio parcheggiatore, non so se hai visto, ci stavamo perfettamente dentro le linee, quindi sta cagata, no aspetta che dopo divento razzista, sta cagata di fare andare via uno quando non ti porta via niente di spazio, cioè come tutti gli altri, e paga come tutti gli altri, perché il paga, non è che le là gratis, le devo sfruttare qualcosa, paga il parcheggio, in più paga anche i slittini di Onato. Capito? Perché Roberto fa tutte le robe fuori strada, lui è come si attacca col piccio qua così e dopo la ciappa corrente per dentro dai spezzetti. Guarda che misteri, quasi pronti, però potrei immaginare un po' avvelenatini tutti quanti. Le Mirko in modalità Red Bull, a Maria, Alessia, il Giacominski ha censurato e Roberto così devo finire il breakfast. Vedo, destra, sinistra, bram da nuovo, mamma che controlliamo che era là, ui. Stiamo facendo la recensione della Vovovia qua, a vedere quanti ci tiene. Non si fa come a Barcellona qua che te scavalchi, come prima. Vediamo se anche a questa seggiovia ne tiene. Non abbiamo perso uno, no? Vai, che siamo in più, manca anche Alessia, quindi abbiamo più spazio. Niente regole, solo cattiveria. Aspetta che c'ha proprio i comandi. Aia. Che salti fioi. Au, Dio caro, dammi. Cacolo, Dio caro. Aspetta che te ciappe, Dio caro. Vacca Maria. Venga a ciappare con un macigno. Mi sono dati i polmoni in gola. Mare mampestata. Bellissimo in derapata, porca miseria. Qua è ghiaccio, qua è pericolosa. Guarda
Che figata, vai no! Merda! Maledetta forza di gravità! Nel senso la forza delle cose gravi. No, che go Maria Drio adesso, vai! Faccio il pianone! Frena! Aia! Cazzo, quello è un salto strumissimo. Ragazzi, è chiaro che la consiglio a tutti questa experience. Ma per carità, non serve che vieni giù come un mona come faccio io, puoi venire giù anche più tranquillo e ti godi la strada più panoramica, hai capito? Ho la Maria dietro che mi sta cercando di recuperare. È tosta la Maria, Ehi, vai che è riaperta la sfida! Go Mirko in testa! Adesso ciapo, Dio caro, che do tanto dolore fisico! Ciu, il burone anche! Via! Attento! Non so come che lo sappiamo, sta attento! E che tira su a neve, e se il peso è un spazzaneve, Dio caro, guarda! Belle Dio ciappare! Guarda qua, successo qua, boh. E che vedi, quando usi le armi ti fanno anche da freno, quindi è anche quello, devi scegliere l'arma giusta, vedi, tipo qua, prendere, mirare e tirare. Sul passo all'esterno, testo qua Mirko, sei del tuo Dio. E la potential interna, è staccata la... Sì, non hai fame però c'ho. Però c'è il panino. Andiamo. È un'esperienza, ve la farei pure. Vadino! Eccola. Dai, andiamo? Però sì, no, questa vai, è Alessia con calma. Ma guarda, devo andare piano anch'io. Dai, questo è inevitabile. Mi piace un po'. Streghetta. Tutto. Dai. Avanti la bambina. Ciao. Gira. Maria, aspetta che io non sono esperto di neve, però ho scoperto che i pantaloni mi vanno qui quando sono... Cioè, mi dai una mano a sistemare i pantaloni? Ecco, grazie. Che va al contrario, però più con una cassa stereo grande quanto una... Calmo! Che altro non le raggiungeremo mai. Ciao! Aiuto!
riccione, fotografaro, che segnerà un campo mio arofilla, guardalo, ciao ciao ciao, mio arofilla. Oddio le gambe. Fare con un coso. Io ce l'ho qua. Cioè, ma veramente sembra di avere i piedi congelati. Ma io ho precisamente il culo. Rimini riccione, sto congelando. Ho preso malissimo tanto. Freddo. Ottavo giro, 80 km, ciao fino alla prossima. Io invece 70. Soddisfazioni, 8 discese, 80 km, sono proprio contento, soddisfatto. E ora adesso mi merito di andare a trovarmi amico Muscio. Ciao amico Muscio, ciao. Ciao, bisogna essere delicati perché i musci apprezzano la delicatezza. Vero Muscio? Sei un bel muscio. Lui vuole mangiare il giubbotto, Vorrei guarda. mangiare il giubbotto. Io ho delle caramelle, non so se posso. Che caramelle. Aspetta, ci vuole anche qualche consiglio un po' più tecnico. Allora, in sostanza, ti anticipo già, senza far come i TikToker. Il costo è estremamente alto, però ne vale assolutamente la pena. Ti dico adesso nel 2025, tipo lo Skype, la funivia 52 euro, lo slittino mi pare 25, però fidati, è un'esperienza che merita, soprattutto se te la sai sfruttare bene, cioè che fai tanti giri, che entri alla mattina e vai fuori quando chiudono, insomma. Noi abbiamo fatto 8 giri, 80 km di discesa in una strada strafiga, capirai che ovviamente ne valsa la pena. Attento che sei su degli slittini, e sugli slittini primo sono bassi, secondo si frena con i piedi e con le mani, quindi ti arriva tantissima neve addosso e ti entra in qualsiasi buco, dentro per le maniche, dentro, quindi stai molto attento a portarti cose il più impermeabili possibile, cioè come se scapuzza amorosa. E se non sei in camper, o indipendentemente anche se sei in camper, mi raccomando subito un qualcosa di ricambio, perché fidati, esci completamente fradicio, proprio come se fossi caduto dentro una piscina, ok? Quindi mi raccomando, ricordati questa cosa. Altre piccole cose, piccoli dettagli, cazzatine. Portati via dei fazzolettini perché ti viene voglia di soffiare il naso, insomma, su quei posti là, e se hai gli occhiali un pannetto per asciugarti gli occhiali, perché è normale che ti arrivano sghizzi di neve, di acqua, quindi è normale qualcosa per pulire gli occhiali, insomma, ecco. E anche il gioco, se vuoi cambiare o... Ah no, è che era l'unica pizzeria frufru che c'era. Ecco qua, questa è sempre la solita regola, ragazzo, ognuno ha la sua felicità. Cioè il cane, cosa gliene frega degli slittini? Cioè gli fai un dispetto al cane se lo porti negli slittini? Allora gli faccio il pollo, a lei piace il pollo, hai capito? Io preferisco gli slittini, vedi? Così è la vita, ognuno ha la sua. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't.